20ª giornata nel campionato di Serie D, amici della Wisport, ben trovati al Città di Corigliano, dove la formazione calabrese ospita l'FC Messina, padroni di casa, reduci dall'1-1 contro il Marina di Ragusa, vittoria invece per 1-0 della formazione peroritana contro la Palmese. Nonostante i buoni risultati delle ultime 2 settimane è stato esonero per mister De Sanzo. Adesso alla guida tecnica del Corigliano c'è Benedetto Mangiapane, dall'altra parte invece mister Gabriele e i suoi cercano ancora di scalare la classifica, lo faranno con Marone tra i pali, Casella e rientrante Domenico Marchetti dalla squalifica, insieme a Fissore e Brunetti in difesa, a centrocampo Bevis, Giuffrida, Alessandro Marchetti e Camerà in avanti, D'Ambros e Coria. Proprio l'argentino ha uno spunto nei primi minuti, qui non si accorge di essere tutto solo, prova la conclusione con il mancino, parata all'estremo difensore avversario Giovan Battista Catalano, vecchia conoscenza del calcio messinese, a mettere dentro il pallone, Strumbo ad alzarlo un po' troppo sopra la traversa. FC Messina padrone del campo al Città di Corigliano, qui Alessandro Marchetti che può provarci su calcio di punizione, Coria se lo perdono tutti, allora l'argentino può entrare in area di rigore, rientrare sul piede preferito, il mancino ancora una volta deviato in calcio d'angolo, ma i giallorossi premono, vogliono il gol del vantaggio, qui per poco non ci scappa l'eroraccio tra la difesa e il portiere del Corigliano. D'Ambros non riesce ad approfittarne per questione di centimetri, il pressing però è continuo, qui calcio di punizione, il pallone finisce in area di rigore colpito da Camarà, poi allontana la difesa del Corigliano, prova di prima intenzione Coria, bella l'idea, non riesce però a trovare lo specchio della porta, calcio d'angolo affidato da Alessandro Marchetti in casa FC Messina, ancora Coria ad aggredire il primo palo, il numero 87 però viene intercettato dal portiere del Corigliano, prova anche Alessandro Marchetti dalla distanza, l'ex re canadese impegna in 2 tempi il portiere del Corigliano, sarà una delle ultime occasioni di questo primo tempo, ancora FC Messina, qui bravissimo Coria a trovare la corrente, Bevis che scappa sulla sinistra, mette il pallone al centro, da Ambros non ci arriva per questione di centimetri, sfuma una buona occasione in casa FC Messina in chiusura di frazione, ancora Catalano a mettere dentro la sfera, ancora una volta però i compagni a non trovare con concretezza un'azione da gol. Finisce così il primo tempo, amici della Wisport, fino a questo momento re di bianche ma domina l'FC Messina alla Città di Corigliano, un dominio che porterà i suoi frutti solamente nel secondo tempo, minuto 51, calcio di punizione, ovviamente Alessandro Marchetti sul punto di battuta, destro a rientrare sul secondo palo, Favori Camarà, è il gol dell'FC Messina, primo stagionale per Camarà, il secondo in questo torneo per un under dell'FC Messina dopo quello di Gabriele Pini sul campo del Santo Maso, le doti fisiche, le doti atletiche di Camarà a mettere in difficoltà tutta la difesa del Corigliano e si è dunque sbloccato il punteggio in terra calabrese. FC Messina che però vuole spingere ancora, vuole trovare il gol della tranquillità, Casella mette sul primo palo per Coria, difende la sfera l'argentino, scarica all'indietro, Marchetti a botta sicura non riesce a trovare il bersaglio grosso, esordio con espulsione per mister Mangiapane, guida tecnica del Corigliano. Primo cambio invece per mister Gabriele, dentro qui D'Adamo, fuori Coria per un FC Messina più difensivo soltanto nelle intenzioni, perché qui ancora Camarà sfiora la doppietta personale con questo colpo di testa, era rimasta di sasso la difesa del Corigliano, poi D'Ambros, attenzione alla ghiotta chance, qui salta anche il portiere che di corsa prova a rientrare, D'Ambros se la porta sul mancino, non riesce però a trovare il bersaglio grosso, si resta allora sullo 0-1 al Città di Corigliano quando arriva il secondo cambio, fuori proprio D'Ambros, dentro Marvin Geran per la seconda presenza consecutiva e si può subito dar da fare il francese che qui butta giù un avversario, entra in area di rigore, attenzione a Geran, prova il piattone che però viene respinto dal portiere avversario, ancora di misura l'FC Messina, occhio però perché arriva l'espulsione anche per Ernesto Gabriele e dunque entrambi gli allenatori mandati anticipatamente sotto la doccia, fuori Camarà, dentro Correnti e poi il triplice fischio al Città di Corigliano, fa festa l'FC Messina che balza al terzo posto superando il Troina che viene battuto dalla Palmese. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima!